Nottata drammatica sul fronte degli incidenti stradali in provincia di Padova, pesantissimo il bilancio, 2 giovani vittime, 5 feriti fra Cittadella e Borgoricco. Ennesimo infortunio sul lavoro nella Marca, scoppio in una fabbrica di lucidatura metalli a Crocetta del Montello, 2 operai ustionati gravemente. Da domani si riunisce il Comitato internazionale che dovrà valutare la candidatura delle colline del Prosecco a patrimonio UNESCO. La decisione venerdì, Zaia, ce la giochiamo fino in fondo. I rinforzi estivi non sono mai stati così pochi, 12 destinati al veneziano, lo denuncia il sindacato di polizia che si appella al governo e ai parlamentari veneti. Mi hanno strappato la toga illegalmente, lo sfogo dell'ex magistrato Cecilia Carreri dopo lo stop definitivo alla donna che nel 2002 si oppose all'archiviazione della prima inchiesta su BPV e su Zonin. Vaccini e polemiche fanno discutere le parole del vice premier Salvini sulla dannosità di 10 vaccini obbligatori, ma da Treviso il direttore generale dell'ULSS 2 conferma sono troppi. Nel Trevigiano un singolare torneo di calcio nel quale i protagonisti sono gli arbitri fischietti da tutta Italia impegnati fra gol e parate e attenti a non farsi ammonire. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antena 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli, la cronaca in primo piano, notata drammatica sul fronte degli incidenti stradali in provincia di Padova, pesantissimo il bilancio. 2 morti e 5 feriti e un bilancio drammatico e gravissimo, quello degli incidenti stradali che si sono verificati nella notte in provincia di Padova. Il primo grave incidente attorno alle 3. 2 automobili si sono scontrate all'incrocio tra via Cornara e Gaffarello a Borgoricco, finendo in un fossato che si trova in comune di Santa Maria di Sala. I vigili del fuoco di Padova con i volontari di Santa Giustina hanno estratto i 2 automobilisti. Grave un 60enne di Borgoricco, stabilizzato dal personale del SUEM 118 e trasportato d'urgenza in ospedale. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, invece, per un 29enne romeno residente a Villa del Conte non c'è stato nulla da fare. Il giovane ha perso la vita. Ancora più pesante il bilancio di un secondo incidente stradale avvenuto circa 20 minuti dopo a Cittadella, in località Santa Croce Bigolina, dove un'auto con 5 giovani a bordo è uscita di strada. 4 sono rimasti feriti in modo grave, un quinto invece non ce l'ha fatta. I tentativi di soccorso dei sanitari, sul posto sono arrivate ambulanze da Cittadella, Fontaniva e Bassano, sono stati purtroppo vani. Grave infortunio sul lavoro questa mattina a Crocetta del Montello, in una ditta di lucidature metalli si è prima verificata un'esplosione e poi un incendio, investiti dalle fiamme 2 operai. Il più grave è stato trasportato con l'elicottero al centro grandi ustionati di Padova. Momenti drammatici allo stabilimento Xedan, una ditta di lucidatura dei metalli a Crocetta del Montello in via degli Artigiani nella zona industriale. Sono le 10:30 quando ad un tratto si verifica un'esplosione, subito dopo scoppia un incendio. 2 operai vengono investiti dalle fiamme e rimangono gravemente ustionati. Si tratta di 2 cittadini cinesi di 35 e 26 anni. Il più grave viene trasportato con l'elicottero del SUEM 118 nel reparto grandi ustionati di Padova, l'altro con l'ambulanza all'ospedale di Montebelluna. A lanciare l'allarme immediatamente al titolare dell'azienda. Sul posto sono subito arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo che ha danneggiato l'ala del capannone e mettere in sicurezza la zona. I 2 feriti messi in salvo e portati nei nosocomi. Ad arrivare in pochi minuti anche il sindaco di Crocetta del Montello. C'è stato uno scoppio su macchinario che lavorava l'alluminio e il magnesio, quindi con questa caratteristica, e gli operai, 2 addetti, sono rimasti feriti e ustionati. Pochi anni fa un vasto incendio aveva coinvolto un'altra ditta, sempre nella stessa via, tanta la preoccupazione quindi del primo cittadino. Alcuni anni fa qui abbiamo già vissuto un forte incendio, è il motivo per cui mi sono anche precipitata immediatamente. In realtà le 2 cose non sono comparabili, questo è un incidente all'interno di un'attività, di un capannone, non c'è stata nessuna fuoriuscita di alcunché. Gli infortuni sul lavoro rimangono la spina nel fianco della Marca trevigiana. I sindacati continuano a lanciare appelli affinché vengano rispettate tutte le norme di sicurezza. In Veneto gli infortuni mortali sono diventati un vero e proprio bollettino di guerra. Da inizio dell'anno le vittime nei luoghi del lavoro sono 36. Assieme ai vigili del fuoco sul posto questa mattina sono arrivati anche i carabinieri e gli uomini dello Spisal che dovranno accertare la dinamica di questo ennesimo grave incidente sul lavoro.
Si riunirà da domani il comitato chiamato a decidere sulla candidatura delle colline del Prosecco a sito patrimonio dell'umanità. Malgrado una prima bocciatura, i promotori, primo fra tutti il presidente Zaia, sono certi di poter giocare fino in fondo questa sfida. Colline del Prosecco patrimonio dell'umanità. Domani in Bahrein si aprirà la sessione del Comitato del Patrimonio UNESCO che valuterà la candidatura presentata per il territorio d'origine del Conegliano Valdobbiadene. Andiamo in Bahrein a confrontarci fino in fondo, nonostante un primo parere non completamente positivo, cosa che peraltro nella storia è accaduta in moltissimi casi prima dell'ottenimento dell'iscrizione al registro del patrimonio dell'umanità, fa sapere il presidente del Veneto Zaia, a capo della delegazione che raggiungerà il Golfo Persico. Ma proprio rispetto alle criticità sollevate dall'ICOMOS, il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti, sono state presentate precise e fondate osservazioni, aggiunge il governatore. C'è ottimismo sul fatto che la candidatura delle colline trevigiane venga dunque presa in considerazione con serietà e obiettività. Un progetto su cui si lavora da oltre 2 anni, ufficializzato da Regione e Comuni nel settembre 2016. Un progetto che pochi mesi dopo al Vinitali di Verona il governatore, con alle spalle una suggestiva immagine del territorio da promuovere, raccontava così. Questi 15 comuni del territorio del Prosecco che fanno da apripista per avere questo territorio dei vini, nel grande Veneto dei vini, patrimonio dell'umanità. Questo è quello che vogliamo fare in un Veneto che è il primo produttore nazionale di vini con 10 milioni di ettolitri e il quarto esportatore mondiale con 2 miliardi di esportazioni. Riconoscimento UNESCO che è dunque nelle mani del comitato che si riunisce una volta l'anno ed è composto dai rappresentanti di 21 Stati membri, tra i quali non c'è attualmente l'Italia. Marca e Veneto beneficerebbero sotto molti aspetti dell'inserimento delle colline del Prosecco nella lista dei siti del patrimonio dell'umanità. Marca e Veneto beneficerebbero sotto molti aspetti dell'inserimento delle colline del Prosecco nella lista dei siti patrimonio dell'umanità, come ricorda il neo sottosegretario alle politiche agricole il trevigiano Franco Manzato. È una speranza fortissima perché significa dare un segnale importante non solamente sulla qualità del prodotto ma anche sulla bellezza di quelle colline che stanno diventando un elemento anche turistico di attrazione molto forte che coniuga sia l'enogastronomia con la bellezza appunto delle colline e della cultura, perché anche la parte artistica e culturale di quelle territori è molto importante. Un altro appuntamento al quale il Veneto guarda nell'ottica futura sono le Olimpiadi invernali del 2026 con il sogno Dolomiti e Cortina. A questo proposito si è espresso oggi il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il pentastellato trevigiano d'origine e trentino d'adozione Riccardo Fraccaro. A breve il CONI dovrà individuare il progetto della città che eventualmente rappresenterà l'Italia per la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Dice: mi preme sottolineare che un evento così dai costi troppo elevati non coinciderebbe con le priorità del Paese. Abbiamo bisogno di investimenti produttivi e modelli economicamente virtuosi a basso impatto ambientale, puntando sulla rigenerazione e il riuso degli impianti. La sfida tra territori continua sia per il minor consumo del suolo e non per una mera logica speculativa nell'ottica di un evento incentrato sulla sostenibilità economica e ambientale. Aspettiamo dunque di vedere i vari dossier per le valutazioni definitive. Siamo nel veneziano, i rinforzi estivi non sono mai stati così pochi, 12 destinati al veneziano, lo denuncia il sindacato di polizia che si appella al neoministro degli interni e parlamentari veneti. 12 uomini della Polizia di Stato solamente inviati come rinforzi estivi, rinforzi che giudichiamo ridicoli. Ci sentiamo presi in giro dal Ministero dell'Interno, denuncia il sindacato di polizia. Sono state destinate solamente 12 unità di rinforzo per la stagione estiva dal 20 luglio al 20 agosto, quando solamente a Chioggia ce ne vorrebbero 15. Numeri mai visti prima, denuncia Armelao? Pochi anni fa ne arrivavano una trentina, a Jesolo ne andavano 15, a Chioggia ne andavano 6-10. Ripeto, probabilmente da quello che si sente dire, probabilmente il commissariato di Chioggia non arriverà nessun uomo, nessun rinforzo, e quindi il commissariato di Chioggia con il personale a disposizione dovrà fronteggiare, ovviamente non dico un'emergenza, ma sicuramente un aumento spropositato dovuto appunto alla presenza di turisti.
C'è sempre tra virgolette il problema di Conetta, sappiamo che la vigilanza del commissariato di Chioggia va anche su Conetta per la presenza di profughi, sicuramente 2/3 in meno rispetto all'estate scorsa, però comunque i cittadini chiedono presenza sul territorio. Di qui l'appello al neoministro dell'Interno, ai parlamentari veneti ma anche ai sindaci dei territori maggiormente interessati. È chiaro che Salvini è arrivato da poco, non può sicuramente risolvere tutti i problemi, però questi numeri non si erano mai visti. Pensiamo solo che la Polizia di Frontiera, che è ovviamente anche lei sotto organico, manderanno solo 6 agenti che andranno ad occupare un posto per ogni turno, quindi una persona andrà a coprire in parte forse il personale che andrà in ferie, perché parliamo di rinforzi estivi con personale che deve fare le sacrosante ferie. Questi numeri sono completamente insufficienti, è una presa in giro. Mi appello, oltre al ministro Salvini, anche ai parlamentari eletti nella provincia di Venezia. Si è presentato al posto di un connazionale per superare l'esame teorico di patente di guida. Un cittadino ghanese residente a Reggio Emilia credeva di passare inosservato, ma è stato tradito dalle caratteristiche fisiche diverse da quelle del documento esibito alla motorizzazione di Mestre. Il 38enne infatti non era tarchiato, né alto 170 cm, misurava 190 e pesava oltre 100 kg. Così l'esaminatrice l'ha fatto accomodare, ha chiamato il 113, giunti sul posto al termine dell'esame i poliziotti hanno identificato il candidato che ha presentato la carta di identità utilizzata per sostenere la prova e l'hanno accompagnato in questura dove si è scoperta la sua vera identità. È stato quindi denunciato per tentata truffa, false attestazioni a pubblico ufficiale e sostituzione di persona. Annullato l'esame che era andato a buon fine. È una persecuzione inquietante lo sfogo dell'ex magistrato Cecilia Carreri dopo lo stop definitivo al reintegro per la donna che nel 2002 si oppose all'archiviazione della prima inchiesta su BPV e sul suo presidente Zonin. Sentiamo. Io mi trovo nella situazione di aver servito lo Stato con tantissimi sacrifici e con grande volontà e impegno, efficienza, e di essere stata ripagata così. Mi hanno strappato la toga di dosso, come è successo a tanti altri magistrati. Quel nastro nero su Facebook è un grido che alimenta la polemica. Cecilia Carreri è un futuro da ex magistrato perché il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato lo stop definitivo alla sua domanda di rientrare in servizio. Lei che da giudice per le indagini preliminari nel 2002 si oppose all'archiviazione della prima inchiesta su Banca Popolare di Vicenza e sul suo presidente Gianni Zonin, come racconta in questa nostra intervista telefonica. Già allora si vedeva una situazione molto compromessa e illegale, di gestione illegale di questa banca. Io ho chiesto l'imputazione coatto, ho chiesto il processo, il mio provvedimento ha fatto molto discutere già allora e mi ha creato subito delle difficoltà, anche perché la procura voleva archiviare tutto. Diciamo che da quel momento in poi è iniziato un calvario per me incredibile. Quando io ho respinto l'archiviazione sul fascicolo a carico del presidente Gianni Zonin della Banca Popolare di Vicenza, c'è stata una reazione feroce quella volta contro di me. Già allora io sono rimasta sola, ho avuto tutta la città contro e anche la banca e persino la magistratura. Penso che quel gesto mi abbia creato tanti nemici. Nel 2008 le dimissioni in un momento travagliato della sua vita, poi la richiesta di reintegro. Ho dato le dimissioni, ma è stato un momento molto travagliato perché poi le ho revocate più volte, ed è questo il tema della discussione, e cioè che in realtà le dimissioni sono state revocate, cioè la volontà, diciamo, mia era chiara e molto evidente di restare in servizio. Niente da fare. Il CSM dice no, motivazioni segretate, e lei attacca. Sono anni che subisco una specie di persecuzione e anche questa decisione in questi giorni del CSM mi ha molto amareggiato, perché c'è una specie di accanimento che dura da tanti anni e che per me considero esagerato, e comunque
molto inquietante. Nastro nero su Facebook perché si considera triturata da meccanismi che vanno al di là delle aule di giustizia. Faccio fatica ad accettare che lo Stato mi abbia trattato così male e tuttora mi tratti così male, quando mi sembra di aver servito lo Stato sempre secondo i miei doveri e la mia coscienza. Vaccini e polemiche fanno discutere le parole del vice premier Salvini sulla dannosità di 10 vaccini obbligatori, ma da Treviso il direttore generale dell'ULSS 2 conferma sono troppi. Abbiamo l'esperienza passata e l'esperienza passata dimostra che quelle 6 vaccinazioni importanti sono quelle che danno la garanzia e le altre sono opzionali, servono, ovviamente servono, ma possono essere condivise con i genitori, spiegando ai genitori l'importanza anche di queste vaccinazioni. Vaccini obbligatori? Troppi. E stavolta non lo dice Matteo Salvini, ma il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Mentre le parole del vice premier leghista, 10 vaccini obbligatori sono inutili e dannosi, scatenano la bufera anche nel governo per intromissione di campo, il numero 1 della sanità trevigiana chiarisce il concetto lungi dal voler alzare i polveroni, perché il problema, dice, non sta nella bontà dei vaccini, sta nella coercizione. Io non mi permetto poi di entrare nei meriti della politica perché non è il mio compito. Da tecnico posso dire, perché questi sono dati obiettivi, che prima il Veneto non aveva l'obbligatorietà e le cose comunque funzionavano, la gente si vaccinava e credo che sia importante, ecco, più che imporre, qualche volta aiutare ad arrivare ad accettare le vaccinazioni, perché le vaccinazioni servono indubbiamente. E lo fa portando ad esempio proprio il Veneto. Fino alla legge attuale non aveva l'obbligatorietà. Noi abbiamo sempre avuto percentuali del 95%, quindi adesioni oltremodo superiori al resto d'Italia e adesioni tracciate, quindi vere adesioni, per cui questa legge ha ovviamente cambiato l'assetto, per cui ritornare come era prima, io credo che le adesioni le abbiamo lo stesso, perché molto importante è la prevenzione. Intanto proprio in Veneto restano scoperti 21.000 tra bimbi e ragazzini da 0 a 16 anni completamente scoperti. Nella Marca i fuori regola sono il 3% circa. Tutti questi a settembre verranno sottoposti a una verifica, poi, se la legge Lorenzin non dovesse cambiare in questi 2 mesi, scatteranno i provvedimenti. Per le scuole dell'infanzia, quindi gli asili nido, ovviamente noi andiamo a verificare se ci sono state fatte le vaccinazioni, almeno iniziate, lo comunichiamo alla scuola e la scuola ha l'obbligo, la scuola materna dell'infanzia, di non fare più entrare i bambini, accedere i bambini. Nelle scuole dell'obbligo invece, pagando la sanzione amministrativa, si può ovviamente continuare a frequentare la scuola. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, siamo alla politica, urne aperte tra poche ore nei 2 comuni del veneziano dove sono previsti i ballottaggi. Gli elettori di San Donà di Piave e Martellago sono chiamati nelle prossime ore a scegliere il loro sindaco nei ballottaggi. 34.400 gli aventi diritto al voto nel comune del Veneto orientale, 17.600 in quello del Milanese. Urne aperte nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Si vota tracciando un segno su uno dei 2 riquadri contenenti i nomi dei candidati sindaci. Il voto è considerato valido anche se la croce viene apposta sul simbolo di una delle liste collegate, che non avrà comunque alcuna valenza ai fini del conteggio. Allo stesso modo viene ritenuta chiara la volontà dell'elettore nel caso vengano sbarrati pur scorrettamente sia il nome del candidato che il simbolo di una delle liste. Non è possibile, diversamente dal primo turno, alcuna forma di voto disgiunto. Chi dovesse sbarrare il nome di un candidato sindaco e il simbolo di una lista in appoggio all'altro candidato vedrà annullata la propria scheda. Intanto il nuovo sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ha presentato oggi la sua squadra. Fumata bianca, Habemus Giunta. A Vicenza il nuovo sindaco, nella storica cornice della loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori, comunica agli assessori che lo affiancheranno nelle sfide e nelle battaglie dei prossimi 5 anni. La nuova era di Francesco Rucco inizia già con una piccola grande novità. La cerimonia non avviene nel chiuso delle sontuose stanze di Palazzo Trissino, ma all'aperto, con la gente che può vedere, partecipare, vivere direttamente la politica cittadina, perché l'amministrazione è chiamata a lavorare
per la gente. Io sarò un sindaco che ascolterò tutti chiaramente, però poi alla fine l'ultima parola la lascerò ai cittadini. Non sono certo che sarò messo nelle condizioni di poter lavorare in questa direzione, quindi per il bene della città. La squadra è fatta, come previsto, 9 assessori, 5 uomini, 4 donne, 4 della lista Rucco, 3 della Lega, 1 di Forza Italia, 1 della lista Impegno a 360 gradi. Intanto abbiamo voluto puntare su una squadra tendenzialmente giovane, l'età media è di 45 anni, io stesso ho 44 anni e quindi sono assolutamente in linea con l'età. Non ci manca l'esperienza. E allora conosciamo i 9 assessori, a cominciare dal sindaco Francesco Rucco, che si occuperà direttamente di sicurezza e cultura. Matteo Tosetto è il vice sindaco con delega alle aziende partecipate. Matteo Celebron è l'assessore allo sport, all'innovazione tecnologica e alla protezione civile. Cristina Toglio alla formazione e all'edilizia scolastica. Claudio Cicero alla delega alle infrastrutture, alla mobilità e ai trasporti. Le risorse umane vanno a Valeria Porelli, di famiglie e comunità si occuperà Silvia Maino, Lucio Zoppello al territorio, Silvio Giovine alle attività produttive e Isabella Dotto è l'assessore alla trasparenza. Ho voluto dare una delega alla trasparenza perché ritengo che la prima cosa, l'esempio che deve dare un sindaco e la sua amministrazione deve essere quella della trasparenza, della lotta alla corruzione, della prevenzione della corruzione, perché credo che su questo questa amministrazione dovrà distinguersi e quindi non ci saranno sconti per nessuno che si dovesse rendere responsabile di qualche azione che sia contra legge. Ma su questo lo dico chiaramente e pubblicamente e me ne assumo tutta la responsabilità. Finisce così, dopo la foto della squadra ogni assessore firma il suo impegno davanti al sindaco, poi la prima riunione di giunta, la nuova era è iniziata. Ed ora andiamo a Caerano San Marco per una partita di calcio davvero particolare. Oggi noi giochiamo a calcio, ci divertiamo a giocare a calcio, di solito giochiamo a calcio e arbitriamo. Sembra una partita di calcio come tante altre, ma non lo è. E anzi è un evento per certi versi raro. I 22 giocatori infatti sono tutti arbitri, ma senza fischietto, per una volta scesi in campo solo per giocare, rincorrere il pallone e possibilmente vincere. Attività che rasenta l'eresia per chi il resto dell'anno fischia falli e schiva palloni. Fatto sta che nella pedemontana asolana sono stati ben 470 i fischietti dell'Associazione Italiana Arbitri che si sono ritrovati tra sabato e domenica per disputare il torneo del Prosecco. Il divertimento per loro è assicurato, ma gli interrogativi per gli spettatori sono diversi. Ad esempio, come se la cava un arbitro con la palla tra i piedi? Sicuramente è meglio con il fischietto che con la palla, però anche con il pallone è una bellissima occasione per divertirsi, scambiando due parole, conoscendoci. C'è stata qualche entrata in scivolata, qualche fallo un po' più pesante degli altri? Non essendo abituati a giocare ma ad arbitrare, succede che magari un po' di condizione fisica non eccellente, qualche entrata sbagliata e c'è qualche infortunio, però nel complesso bene, direi. Scivolate, rimpalli, alla fine della rocambolesca azione il gol arriva, ma qualcuno a bordo campo borbotta, era fallo, ma che, gli risponde un altro, si è buttato per finta, perché ogni arbitro che si rispetti sa riconoscere un fallo di simulazione e forse proprio per questo da giocatore sa nasconderlo meglio. Bellissima domanda questa, ma diciamo che no, diciamo di no, insomma dai, non lo sa fare, magari qualcuno prova a farlo. Il fair play tra questi signori è un dovere istituzionale, ma la partita è partita e nessuno vuole mai perdere, lo sa bene lui. L'arbitro che rimane arbitro anche nel giorno in cui tutti i suoi colleghi si concedono uno svago. In qualche frangente, qualche episodio avranno la tecnica non perfetta, però cercano sempre di arrivare sul pallone, qualche volta in ritardo, però non con cattiveria. Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bentornati al meteo di Antenna 3. Tempo piuttosto instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di domenica 24 giugno. Sul Veneto alternanza tra nubi e schiarite con elevato rischio di precipitazioni nel corso della giornata anche a carattere temporalesco, specie nel pomeriggio.
Temperature minime comprese tra 10 e 16 gradi. Le massime saranno oscillanti invece tra 21 e 25 gradi. Andiamo ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia, che sarà simile, tempo molto instabile con alternanza tra nubi e schiarite e anche con qualche fenomeno possibile, specie nel pomeriggio, soprattutto su Udinese e Pordenonese. Le temperature minime saranno comprese tra 13 e 17 gradi. Massime invece oscillanti tra 22 e 24 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui tempo molto instabile con rischio di rovesci e temporali a carattere sparso, in particolare durante le ore pomeridiane. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi. I valori massimi saranno invece oscillanti tra 21 e 25 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.